Ben riposato nella scorsa giornata, la formazione biancorossa di mister Sebastiano Luciano gioca in casa dove ospita l'Union Diavoli, reduce da 2 vittorie consecutive. Benvenuti al Pallatezze, qui è la sesta giornata del campionato di C1 Regione Veneto, da Udino Baggio per Rocco. Cotton, detto da Righi, laterale Pavanetto si accentra e lascia partire il bolide, prende la rete di Michael Sacca, larga ancora per il numero 10. Sempre a puntare ad accentrarsi sul destro, questa volta va più vicino ma non per Feiza Castrati di prima, sbaglia in lettura, interviene il numero 8 Scotton che può andare, c'è anche Pavanetto, Scotton va direttamente in porta e giù, va verso il centro dell'area in questo momento Castrati, anche gli apre, c'è invece fuori Tumiatti che calcia col corpo all'indietro, quindi la torre va da Beltrame, di prima trova Scotton cerca l'appoggio per Portaluri, come calcia Enrico Portaluri, porta in vantaggio l'Union Diavoli, toglie le ragnatele, conclusione da distanza siderale. Piabre, Zuccon lo attende Portaluri, Zuccon cerca il varco giusto, che arriva, si accentra sul destro e la mette sul secondo palo a mezza altezza, pareggia l'Arzignano. Zuccon sciabola lungo verso Iabre e buca goffamente l'intervento Pavanetto, quindi De Cristoforo ha spazio per concludere la rasoiata. De Cristoforo si accentra su di lui, Righi e Scotton, passaggio, direzione di Righi, ancora De Cristoforo, conclusione al volo. Iabre, Concato, va in mezzo di prima, poi per il pivot, protezione di palla, restituisce a Concato di fronte a De Leva, si salva De Leva. Fischio il direttore di gara, può partire il numero 3, che missile di Matteo Concato, 2-1 Arzignano, torna in vantaggio la squadra di mister Sebastiano Luciano. Matteus da questa rimessa sulla destra, la mette giù, poco fuori da Iabre, controllo di Suola, scarica un volley, la mette giù, in mezzo c'è anche Scotton, il velo di Portaluri per la torre, quindi può ripartire l'Arzignano, la torre lo trattiene, se ne va Castrati sulla destra di fronte a De Leva, gliela tira in faccia letteralmente. Iabre sulla traccia in profondità, attende l'inserimento che arriva del numero 15 di fronte a De Leva, bravo a chiudere sul suo... Sacca, dolce per Beltrame che l'aggancia, cerca il numero sugli Abre, poi interviene il portiere Scotton di fronte. De Cristoforo guarda Iabre, infatti gliela serve col mancino, Iabre invece va col destro verso il secondo palo, chiude bene De Leva. Matteus è libero anche Tumiati, movimento dal secondo palo di Concato, riceve il pallone, Concato se la prepara con il numero 5 Tumiati, Matteus, Concato e Iabre. Si accentra intanto Matteus, parte il sinistro che serve il numero 7 Matteus, gran parata, mette giù Matteus, c'è fuori anche gli Abri, si muovono il numero 3, il numero 5 Tumiati, servito proprio l'ultimo, va dentro e prende Righi, quindi ripartenza dell'Union Diavoli con Righi che può servire la torre becca Marzotto, va lungo Marzotto a cercare Iabre, lo stop, poi Concato si avventa sul pallone, Concato, una serie di finte, Matteus di lui in pressing Portaluri, anche Righi, Matteus sbaglia l'appoggio in uscita, quindi ne approfitta la torre è da Portaluri, gran parata e poi 2 volte Righi, e fuori anche la torre, Munesif il contromovimento, Munesif ha tutto il tempo del mondo per metterla dentro, la palla che era destinata già in rete ma Mattiazzi la tocca e quindi il gol è suo, decisivo, il 2-2 dell'Union Diavoli. Contropiede al 2 contro 1, c'è solo Righi, è partito anche Concato, Castrati la serve a Matteus può andare dentro, si salva la difesa dell'Unione. Fischia il direttore di gara, parte il numero 3 Giulio Righi, va con il destro, becca Marzotto, poi in agguato Munesif, Marzotto in 2 tempi, Concato, pressing su di lui Pavanetto, Tumiati gliela lascia lì, tira il numero 3, allarga Capitan Beltrame, va incontro anche Pavanetto, 1-2 che si chiude con la torre, è libero anche Munesif, la torre, straordinario Marzotto con il rinvio di De Leva, lungo la sponda di Iabre, favorisce il numero 9 la torre, il tocco per Munesif, ancora Iabre che... Concato, Iabre, dalla parte opposta libero Matteus in maglia blu, Concato in profondità da Castrati che la butta dentro con il petto, il gol del 3-2 Arzignano, esplode il Pallatezze a 5 secondi dal termine, si riporta avanti la squadra biancorossa. Matteus attendono solo il suono della sirena, i giocatori in maglia giallo-nera che arriva a vincere questa battaglia, è la formazione biancorossa di mister Sebastiano Luciano, l'Arzignano vince per 3-2 a 5 secondi dal termine con i gol di Zuccon, Concato e Castrati.